Festival Bagherese del Teatro Dialettale. Mi chiamo Denisa Aiello e state tranquilli, non siamo allo Zecchino d'Oro, ma alla serata di inaugurazione della rassegna teatrale di Bagheria. Questa rassegna ogni anno vede un pubblico sempre più numeroso partecipare. Gli abbonati di quest'anno sono stati 265 e 35 in più dell'anno scorso, quindi e che è diventato un appuntamento immancabile per i bagheresi e per le numerose compagnie dell'isola che chiedono di partecipare. Ma per parlarne meglio chiamo sul palco la persona che ha ideato e che insieme all'associazione culturale La Scintilla, di cui presidente il dottor Angelo Di Salvo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta edizione del Festival Bagherese del Teatro Dialettale. Scusa Angelo, ma questa sera la presentatrice sono io, quindi tu dovrai rispondere alle domande che io ti faccio, anzi sei pronto? Allora, Angelo, vogliamo dare qualche numero su questa quinta edizione della rassegna? E allora, come stavo dicendo, è una rassegna importante. Ha già anticipato Denise che abbiamo superato abbondantemente gli abbonati dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto 230 abbonati, quest'anno sono stati 267. Denise non ha sbagliato, all'ultimo minuto abbiamo avuto 2 abbonamenti proprio questa mattina. Come potete vedere abbiamo iniziato bene. Abbiamo stasera il tutto esaurito, già da questo pomeriggio non si trovavano più biglietti e avete trovato sulle vostre sedie appiccicato non un segnaposto ma è il programma della rassegna, una rassegna che è iniziata stasera, terminerà il 2 giugno, sono 6 commedie dialettali, 6 opere molto divertenti e le compagnie si sfidano per vincere il premio intitolato a Ignazio Buttitta. Ed ora, appunto, arriviamo alla parte più importante di questa chiacchierata, la spiegazione del regolamento della rassegna, che ricordiamo a tutti, è una rassegna dedicata infatti alla memoria del del poeta bagherese Ignazio Buttitta. E allora, questa è la parte un po' più fastidiosa. Quest'anno ci saranno delle novità. La prima novità l'avete vista, è Denise che ha presentato. Un applauso. Allora, come voi sapete, noi della Scintilla abbiamo ideato questi 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, per permettere alle compagnie di iniziare con tutto il pubblico seduto. Quest'anno questi 6 momenti non saranno tutti ad appannaggio della Scintilla e del sottoscritto, ma saranno 3 i momenti in cui io uscirò, la prima, la terza e la sesta serata, per ricordare il regolamento che fra poco vi spiego, la seconda e la quarta serata ci saranno 2 momenti musicali, si esibiranno i vincitori del talent di quest'anno, la vincitrice della categoria juniores e i vincitori della categoria regolare o adulti, e la quinta sera ci sarà una sorpresa, non ve la voglio anticipare, ma sarà una cosa molto graziosa. Andiamo al dunque. Come sapete è politica della Scintilla nelle sue manifestazioni coinvolgere il pubblico nella giuria. Quest'anno per l'ennesima volta il pubblico sarà chiamato a dare un voto alle compagnie. Nell'abbonamento avete uno spazio che va da 5 a 10, quindi ogni sera o alla fine dovete dare un voto, un giudizio sulle compagnie che si esibiranno in queste 6 serate. Nascosti fra questi 267 abbonati ci sono 5 giurati di qualità. Il voto dei giurati di qualità è un voto più pesante, naturalmente, è gente del settore, c'è un regista, giornalisti, gente di cultura. Il loro voto vale da 500 a 1000. E infine, dall'anno scorso, facciamo votare anche il pubblico indistinto. Chi ha il biglietto in mano non deve buttarlo,
perché nel biglietto c'è uno spazio bianco in cui già questa sera può indicare, se i Pantarrei lo entusiasmeranno, il nome dei Pantarrei. Se questa sera non lo vuole fare, ha la possibilità di farlo su Facebook, perché la commedia sarà messa su Facebook da domani alle 2. Ma lei sta attento? Grazie. Guardi che poi, se inizia la commedia e voi non ci capite niente di come dovete votare, mica quando c'è la commedia io esco e faccio la tarantella per voi ve lo spiego, no? E quindi, per favore, ascoltate. Allora, l'abbiamo presa bene, giustamente. E dicevo questo, la commedia sarà messa su Facebook, dove sarà possibile, sfruttando il codice alfanumerico che c'è nel biglietto, votare e scrivere il nome della compagnia che l'ha più entusiasmato. Cosa importante, se io stasera non sono convinto e sono un biglietto singolo e torno la quinta sera, posso utilizzare tutti e due i biglietti per la compagnia della quinta sera. L'importante è utilizzare il codice alfanumerico o imbucare il biglietto. Quindi la somma dei voti di giuria di qualità, giuria popolare e pubblico indistinto farà vincere a una compagnia il titolo di migliore compagnia della rassegna e intitolato la Coppa a Ignazio Buttitta. Ma non si votano solo le compagnie, si vota anche gli attori protagonisti uomo e donna, attori non protagonisti uomo e donna. Come si votano? Sempre da domani alle 2, giusto Denise? Verranno messe le foto degli attori sulla pagina Facebook La Scintilla e bisogna andare a mettere mi piace. Quindi io ho la foto Luzzu Tulibru, in arte verrà messo il nome dell'attore, metto un mi piace e il voto vale per quell'attore. Cosa importante, anche per gli attori c'è la giuria di qualità. I 5 giurati di qualità potranno dare un voto agli attori che va da 50 fino a 100. Quindi la somma di giuria di qualità e dei voti presi su Facebook ci faranno proclamare i 4 attori più bravi della rassegna. Infine la scenografia è ad appannaggio esclusivo dei giurati di qualità, che hanno una scheda in cui scriveranno un giudizio, dovranno motivare perché hanno preferito quella scenografia rispetto alle altre 5. La compagnia che otterrà più giudizi positivi vincerà il premio della scenografia. In ultimo abbiamo il regista. Il regista viene votato come gli attori, con una lieve differenza. Da domani alle 2 la commedia, lo ripeto per l'ennesima volta, è sulla nostra pagina Facebook. La commedia deve essere vista per intero. Attenzione, non si possono vedere 3 minuti, 5 minuti, perché vedendo 3-5 minuti noi abbiamo un sistema che conta per quanti minuti è stata vista la commedia e quel voto non è valido. Quindi se la commedia viene vista per intero e alla fine viene messo il mi piace, è un voto che automaticamente va al regista, perché se la commedia è bella, evidentemente il regista è stato bravo, ha saputo preparare i suoi attori e ha saputo creare un bel mix. Cosa importante e finale, anche per il regista ci sarà il giudizio dei giurati di qualità, che potranno dare al regista come agli attori un voto che va da 50 a 100. Ma queste cose che io vi sto dicendo, da domani e per tutte le 6 settimane della rassegna, saranno ripetute periodicamente sulle nostre pagine Facebook, in particolare sulla pagina ufficiale della Scintilla, dove ci sarà il filmato, le foto e tutto. Quindi io tornerò la terza serata a ricordarlo, lo ricorderò la sesta serata, ma se qualcuno vuole rinfrescarsi tutto, basta che si colleghi alla nostra pagina Facebook e potrà leggere tutto.
Sono stato chiaro? Scusami Angelo, ma questo pubblico è da riprendere certe volte. Comunque sei stato chiaro come al solito e credo che sia il momento di salutarti con un caloroso applauso. Ed ora presentiamo la compagnia di questa sera che aprono la rassegna in quanto vincitori dell'edizione precedente. Sono i Pantarei a Singing in the Rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Scusatemi, ma certe volte la mia dote canterina si fa avanti. Per tutti un'ora d'aria di gloria. Ale, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Come dicevo, la mia dote canterina si fa sempre avanti, ma comunque torniamo a noi. Sono i Pantarei di Palermo che si esibiscono con Abbonai Marime Suggera. Adesso leggiamo un piccolo riassunto di quest'opera. Ambientato tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, il lavoro ci presenta il protagonista che si isola dalle manifestazioni della vita familiare, pensando solo al suo egoismo, fino a quando non interviene la sua coscienza, personificata sotto le spoglie della defunta suocera, che gli ricorda l'importanza degli effetti e del confronto con le sue nuove generazioni. Adesso io vi saluto e vi auguro una buona visione. Mi raccomando ragazzi, indisponeteli con arte, arronzateli bene. Deve sembrare che a casa nostra viviamo menzi fiori sempre freschi, come le ape. Ma non è meglio, mamma, che addobbiamo la stanza con fastoni, palloncini colorati e stallafilanti? Ma no, è troppo apparisciante. Dice bene tua sorella, è effervescente, tascia, va. E poi non è che siamo a carnevale. Deve sembrare una serata come un'altra, fa più chic. Ma i palloncini fanno più atmosfera. Niente palle. Ecco. Non ci credo che già arrivò papà. Ma no, ancora è presto. Filippo, vieni qua. Vado. È permesso? Prego, prego. Si accomodarsi. Buonasera signora! Buonasera. Buonasera ragazzi! Buonasera, signorina Carolina. A chi debbo l'onore della sua visita? Quanti
Assolutamente sì, ma non perché le vede i fiori. I fiori in questa casa fedono. Beata lei che avete un bello giardino, io invece la accattare. Ma questi non sono fiori del giardino, i ficimo venire apposta da Sanremo, ancora cantano. Ho capito! Stasera c'è il puntamento per il matrimonio di Mariuccia. Ah, che cosa bella! Oggi profumo di fiori, domani sorriso di bimbi. No, signorina, lei è forastrata. Ah, non sono per Mariuccia. Per me niente fiori. Ma solo opere di Bana. E allora per cosunno? Per il bacio. Per Matusa. Già, per mio marito, oggi è il suo 60° compleanno. Auguri! Grazie. Oh, chissà quanti invitati, ci sarà festaggi stasera. No, sono pochi intimi. Usinna. Sindaco! Sì, propriamente lui. Suo figliolino, sua nipote Luce, insomma, una festicciola in famiglia. Ci sarà tu simpaticone lo sindaco? È il nostro intimo amico. E ci vieni sempre a sua casa? E di casa. Ah, beata lei che ci viene fino in casa. Io invece, Pippirillo, mai a sopportare tutte le riunioni del consiglio comunale e a sentire tutto chi ci ricino. Sapi quanto ce ne arrivano, di tutti colura. Lagio, nucchione, disonesto. Mischino, non si merita. E per mia, sono spilli che si azziccano in suo cuore. Ma a quanto pare lei ave un debole per sindaco. No, assolutamente, signora, che sta dicendo? E perché? Che c'è di male? Un sindaco è un uomo libero, vedovo, e poi è un gran bell'uomo. Ma quando mai, signora? Però sarà giù che ci sono i picciotti. Ora manna da banna. Ragazzi, andate a vedere cosa sta fanno donna Carmela in cucina. Va bene. Buonasera, signorina Carolina. Allora, mi dicessi? Ma niente, signora, non mi facesse affrontare, che io sogno ancora come una bambina. E perché sapesse affrontare? Che c'è di male? Siamo un debole per sindaco. Ma niente, solo... Un sindaco è un uomo libero, vedovo, è un bell'uomo. Perché? Perché sapesse affrontare? Ti si sente ancora come una picciriglia? Sì, ebbene sì. E allora? Ebbene sì, hai un debole sindaco, è così maschio, così focoso, che quando io mi metto a cimare tutta e macchia le inquadrate. Signorina, me la sta mano che hai un sogno, sindaco! Mi scusassi, mi sono lasciato prendere dalla foga. Me ne sono accorta, ave una fame. Ma io sapeva che simpatia l'aveva con farmacista. Ma no, signoruzza, mi passò, anzi, mi feci passare tu stesso, quando iva a farmacia a cattare i pinnoli per dormire. Sape, io ti contavo che morì a Bonarmuzza la mamma, non posso pigliare sonno, soffro di insonnia. E niente, un medico mi disse che maritano mi passa, magari, speriamo. Come ci stava dicendo, già si va a farmacia e il farmacista fu gentile, premuroso. Una persona compiuta, un vero gentiluomo. Ma quando mai? Un vero vastaso fu! O sappi che feci? Che feci? Gli dio una scatola di cioccolatine e mi offri. Allora vero gentile fu. Solo che i cioccolatini erano purgativi. E che arrivava a casa, ma viste con Dio! E dopo ho cominciato a rubuitare la scala. E che arrivavo su. Figlio mio! Di tanto un po', e tu non ne vuoi sentire più niente. E una volta a lei, un preturi, ci faceva corte. Me l'assassini, che sono sportonata! Non ci piacevano le persone anziane. Ma lei non è che è tanto anziana. Ma che capio? La mamma era anziana, stava buona, mischina, non è che poteva portare ospizio. E il sindaco corrisponde alle sue simpatie, si è dichiarato. Dichiarato vero e proprio? Ancora no. Ma mi ha fatto capire che non gli sono indifferente. Chi vuole un picciuttazzo come sindaco non può restare indifferente davanti alla mia freschezza e alla mia corporatura.
non per essere modesta, ma la mia pelle, quella nascosta, è fresca come una rosa di maggio. Tagliassi, Non tagliassi! occorre, ci credo. E poi ho proprio una bella corporatura, non crede? Sicuramente, lei è una gran bella donna. Bella no, usaccio con sogno bella, però mi faccio tagliare. Sicuramente. Ora signorina mi deve scusare, devo andare in cucina per dare gli ultimi rintocchi per la cena. Signora, mi scusi se uso tanto, ma lei, capi mia, è stato sempre come una madre. Signorina, io non ho più negare lei. Mi scusassi, come una soro volevo dire. Lei mi deve fare un grande favore, non mi deve fare perdere questa occasione. A sta festa deve invitare pure a mia. Ma siamo solo pochi intimo, siamo 4 uscecco. E con mia facevo 5 a mula. E va bene, che vuole che ci dico, è invitata pure lei. Grazie, signore, grazie. Io le devo tanto, mi permette di baciare? Mi ha già baciata. Oh, mi scusi, non ci avevo fatto caso. Bene, allora vado a prepararmi, sono qui un attimo. L'accompagno. Piuttosto, che vestito mi consiglia? Da sera o da mezza sera? Ma lei aveva tanto buon gusto. Sape, ne hai uno da mezza sera, tutto scollacciato, che è un amore. Ma come piace a lei? Oppure mi metto un abito lungo. E va bene. Sapi che faccio? Mi metto una gonna corta, i kit che si usano ora, Ma- e una camicetta di seta, così sembrerò più giovane. Ma Io gli ammiritti là, li tagliassi. forse è meglio che lei indosserebbe un abito lungo, fa più scicchi. Forse avevi ragione. Sapi, vorrei che di mia si innamorasse un figlio anziché un padre. Un figlio è un mezzo picciotto, ma per me è Nico. Vabbè, vado. Arrivo. L'accompagno, Arrivederci, l'accompagno. arrivederci. Non vorresti, cari mia, se innamora un figlio anziché un padre? Ah, sentiste? Ti voglio fare concorrenza. Povera signorina Carolina, in fondo mi fa pena. E meno male che lei non ci passa Nico. Ma se no era capace di fare ciò smorfiosa lei davanti. E si voleva mettere pure a me ne gonna, cose di pazze. Però ancora ha delle belle gambe, gliele viste? Sì, ce l'ave storte e agghemmate. Non è vero, ce l'ave dritte. Sì, vabbè, finiscila. Mamma, non ce l'ave storti, Anna, signorina Carolina. Lasciate perdere le gambe della signorina Carolina e mettiamo un disco. Sta arrivando papà, accogliamolo con la musica. Questo. Ascoltate il suo scherzo di musica, ma se ci apportano non ce ne vede. Ma l'abbiamo messo in onore. Ne faccio volentieri a meno, prega piuttosto la tua parola. Preferita rannacare, se ne exotare su che fare cosa che ha fatto te. Finisce la rannacare dopo lo prima che te la tagliendo. Dici tu da spalla, io non ho il cuore tanto crudele. Ma cosa dici? Non lo pare che mi piace se mi hai chiamato vecchio Matusalemme se ne stesso, va. Avanti, mamma, la spegniamo, forza, forza. E va bene, ascoltatela, ora c'è un papà. Oh, che pace. Genitore, finalmente sei ritornato all'ovila. Ma tu non capisci che mio figlio, non capisci? Qua è un asco, qua è una femmina, ma cos'etto? Ma è il tuo discendente, vecchio Matusalam. Ma quanto sei saporito! Filippo, abbracciamo il vecchio e facciamogli gli auguri. Oh, che finalmente c'è una che si ricorda come compleanno. 1000 di questi giorni, vecchio primo. E so dove? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti giorni felici, tanti auguri a te. Basta, grazie, basta. Ora mi state facendo sorgere pure la testa. Passate a riposare in antichiere. Mariuccia, ma pigliami i pantofoli e la pipa. Per stasera non può essere. Ma che significa non può essere? Per questa sera ci devi rinunciare.
cominciare? Da quando è morta la povera nonna, il vacchio vuole fare i suoi comodi. Già, mi pare che te ne stai approfittando. Oh, chi c'è di male se mi piace la libertà a casa mia? Vuol dire che la Santa Donna di Memagi te lo impediva? Oh, stai dicendo che so. Ero quando mi aveva a fare della fumata di pipa, aveva scendere un tuo giardino, pure un tuo mese di gennaio, un gran freddo che è diventato un ghiaccio. Un malignaria, sai che si manchi di rispetto a da... Altra santa, mozze, tomato, sosaccio, chi sei? Storia vecchia. Io non stai mancando del rispetto a noi, ma non rinuncio alla mia libertà, almeno per stasera. Ma io, la vita, i pantofoli e l'api. Ma papà! Ma babbo! Babbo ci può essere tu. Avanti, mamma, dai, digliela al vecchio. Avanti, mamma, parla, dillo al genitore. Non mi chiamare più genitore che già me non scegli. E tu che mi hai detto? I tuoi figli ti vogliono fare la festa? Che diventavo santo. Che falli contenti. Che male ci sarebbe se qualche conoscente venisse a passare la serata con noi? Ma ci pensato id o ci pensaste tu? No, itti. Va bene, se proprio ci tenete tanto a farmi questa festa, lasciatemi stare in pace che non voglio venire a nonno. Ma babbo! Babbo Torres ci può essere solo tu. Avanti, papà, ti prego, permettici di festeggiarti. E quali fossero questi festeggiamenti? Fare vucceria dalla mia casa qua, c'è deficiente come boate, per distruggirla. Grazie, di questi festeggiamenti non ne voglio. Che falli contenti. Oramai il mite fu fatto e fa conto che stanno arrivando in metà. Oh, solo Totò. Oh, questa sera devo stare tranquillo, devo riflettere. Se mi volete fare un favore danni, capiscete tutti, resto solo e rifletto molto. Anzi, come ne doci? Stanno facendo un bello film. King Kong! Ma per favore. Ma ti stai dicendo che oramai il mite fu fatto e fa conto che stanno arrivando in metà. Oh, solo Totò, la festa ha preparato per buono e ci può festeggiato a essere io. Ma pazienza, vorrà dire, oggi ne faccio io. No, questo non lo puoi fare. Perché il sindaco si offenderebbe. Appunto, che cosa direbbe il papà di Lino? Lino, è questo Lino. Il figlio del sindaco. Oh, si chiama Pasqualino. Pasqualino è troppo volgare, Vegnolino. Per me è sempre un Pasquale. Anche tu lo chiamerai Lino. Io come sbagliare, non lo chiamo affatto che è meglio. Invece ti ci devi abituare. Già, che mi ci abituare per forza. Cosa succedisce? Io vuoi sapere cosa succedisce? Che potremmo morire. E com'è che la vuoi chiamare? Lino! A così? Non mi risponde. A cui ci viene questa bella idea di chiamarlo Lino? Scommetto che viene a te. Certo, io ho buon gusto. È proprio questa fissazione di darti arie, di femmina di classe, di buon gusto, che io faccio non voglio. È tempo perso perché il sindaco sta per arrivare e non lo possiamo mandare via. E se tu pipita ancora, quando vieni ti sbrioglio. Vabbè, come vuoi fare? Tanto gira e ferrea, come al solito vince sempre tu. Guarda lui però, vai a canciare e te promuove. Ma come, papà? Ma io ho indossato apposta gli shorts, la camicetta nuova. Ti prego, Lino ancora non me li ha visti. E manco ti dire. E a tu valevate queste cavose vecchie. Ma non sono vacci, papà, sono blue jeans. Lo che? Blue jeans, fanno tanta moda. Ma fanno tanto schifo. Tu non puoi capire. Non hai a essere io a capire. Guardi, dovete capire. E se non mi vedete, me ne vai e vi scontro questa festa. E va bene, io ti va a canciare questa volta, oramai c'ho papà. Ma che vestito mi metto? Uno qualunque. Ma sagate con moglie che sono cosciazzate fuori che vai. Ma che vergogna, ma che schifo, ma non sei, ma mondello, guarda, va. Papà, mi vado a cambiare anche. Perché non ti vesti pure tu? Capite, te pare un oro. Io non so così. Voleva dire perché non ti canci. Se mi volete, io resto così. Ma che vuol
dire Sindaco? Sicuro che viene con smochinisse. Ah, un bene camatena. Ma che capisti? Vieni con smochissi in abito da sera. Per me può bene pure un pigiama. Io resto a così. Tu ti devi andare a cambiare. Io resto a così. Può bene pure un pigiama. Sei antiquariato. Ecco che cosa sei. Antiquariato. Sì, ora magari faccia la mossa. Già, sanno c'è buono. Hai proprio ragione. Sta casa diventò un museo. Che tu per esempio mi pare una mummia egiziana. Tua figlia è la pupilla del bagno. E il cretino di tuo figlio è la personificazione di Peppe Nappa. Ma che c'è un museo? Caccenza in pieno, perché se io sono antiquario come dici tu, guarda, si ti pezzellare in un museo. Sinceramente non ti capisco. Che se parli una lingua non mi può capire. Ma io parlo come ho sempre pagliato. E per chi ci scappa la bocca, no mia cara, da quando hai deciso di diventare donna di classe, adoperi una voce in un angolo. Ma parla come ti insegno tua madre, ignorante. Ma io sono stata arrogata in collegio. Come? Ho convinto, audio che collegio. Nel più meglio collegio di San Martino. Ehi, se che si sente l'educazione che ti retta in un terzo collegio. E dimmi un po' una cosa, è qui che ti hanno insegnato che i figli si chiamano prove. Perciò noi abbiamo un pro e una prova. Ci manca solo la provoletta. E tutti a casa un provolone sia completo, siamo a completo. Sei antiquariato, sei rimasto all'età di pietra. Antiquariata all'età di... Che mi stava scappando, che tu solo un nave. L'antiquario è quello che vende cose antiche, vecchie. Io semmai posso essere antiquato. Oh. E che poi feci un po' di confusione, ho preso un lapis. Un lapis. Ma che fanno con la... Sta scrivendo sopra, scrivi. E feci un po' di confusione, tu mi capisci? Ma non è meglio che quando parli con me ti esprimi al naturale, così io ti capisco. Ma non invece c'è un sindaco, ma parla come vuoi, io ti capisci, ti capisci. E dai, si sta razzatoio anche. Quanto sei antipatico. A proposito di antipatici, ci saranno altre invitate o sindaco? C'è la signorina Carolina. Ah, c'ho un bello pezzo di antiquariato. E poi ci sarà Luce e Lino. L'uccellino! Ma che se poi dai c'è non so sindaco? Lino con Luce. Meno che la luce, a chissà che ci pare che siamo oscuro qua. Celeste, tu sei ignorante, non capisci niente. Luce è il riassunto di Lucetta, che è la nipote del sindaco. Ah, il riassunto. Scusa, non l'avevo capito. Devi perdonare la mia ignoranza. Il riassunto. E scommetto allora che Lino è la radice quadrata di Pasqualino. Brava! Ma me ne compiaccio. Ma stai facendo progressi in grammatica e in aritmetica. Ma sta frequentando per caso qualche corso di scuola serale a mozione di mea? Non stai frequentando niente? Modestamente a mia, a scuola, mi hanno dato delle basette solide. Cazzo manca solo un pizzeremo salsa e un qualche completo. Da quello che ho capito, stasera ci sarà tutta la famigliola completa, eh? Siamo ricchi e non lo sapevano. O poteva mandare a qualche altro. Ma cosa suppa per una serentina sana? Ha già presuntuoso, ha ripetuto di cristiano. Per da madre non posso digerire. Invece ti ci devi abituare. Lo sai che Lino fa la corte a Mariuccia e prima o poi un sindaco si sbuttuna. E poi si abbottona a re, non ti preoccupare.
Ma non ti pare bello che la nostra Mariuccia sposi il figlio del sindaco, il primo cittadino del paese? A Costino Aci, imparentando un sindaco, a diventare i secondi cittadini del paese? Non ci tengo affatto a diventare né secondo né manco terzo cittadino, e tantomeno parente del sindaco. Ma come, io non vedo l'ora, e tu? E invece io, sto matrimonio, ce l'avevo proprio sul stomaco. Piccolo figlio, e quanto parte con il padre. Chi tu non lo puoi dire? Lino è un bel ragazzo, troppo simpaticissimo assai. Ma se proprio decisa che tuo figlio ci ha da racchiesso. Ma per Lino è un bel partito per Mariuccia. Ma pure un ragioniere Fisichella è un bel partito. E non è forse un picciotto serio, innamoratissimo di Mariuccia. Troppo serio. E poi Mariuccia è innamorata di Lino. E se desamora, dica a me, suo matrimonio, un conferma. E poi vedremo. No, mia cara, no. Un c'è più da lavannare il ruffiano di tomate che da difende e che non ha la mano. Tomate, attirando il vero, o spazio, per venire, ora comando io. Via, un me scantato male. Me figlia sa picchiare un picciotto, bello, ricco e malantrino, di cui essere innamorata e può stare osolato. No, un pezzo di citrola e mammalucco come un ragioniere Fisichella, che ha pure un nome, Velario. Fisichella. Ah, giù, Lino, stacci. E ci può stare perché da gruppo a cada gruppo. Chi vivrà vedrà. E per te da specie di uomo è bello e malanzino, ma fammo fa ora, va, è tutto un danzo casino. Ah poi, perché ti vai a premare piove? O se no, ancora non si è sbottonato. Vedrai che si sbottona. Sì, si sbottona con il cavolo, ma no per tua figlia. Stiamo perdere queste discorse inutili. E parliamo invece di cose più importanti. Vedi che sei metano a me compare Ciccino Pettella. Perciò fai preparare un po' di più a tavola. Chi? Da centro di Malacurio, non lo voglio. Perché il professore ora diventò una ceggio. Sì signora, di Malacurio e da me casa non lo voglio. E invece io, un mito. Un mete. Un mito. Un mete. Un mito. Un mito. E lo sopporto come io sopporto lo sindaco. Che fammi i ricalchi? Sì, che ti metto un foglio di carta carbone da sopra. Violante si dice che imprecaste. Va bene, tu mi capisci. Va bene, dirò a donna Carmela di mettere un altro coperchio a tavola. Un altro coperto. E ora la pignata con due coperchi. Sei ignorante, non capisci niente. Dirò a donna Carmela di far giungere un altro coperchio, che c'è già pignata. Giungere? Ma che lanciano un disco? Si dice coperto, bestia. La stessa cosa è! Sì, lo stesso, Baciano, Battista, tutto lo cambia comincia. Che casata consumata, che casata consumata. Adesso che ci vuole Dio, ma giusto a me mi aveva capitato. Filippo! Ciao, genitore, mi hai chiamato? Ma a chi stavo non si può parlare? Sì, ti ho chiamato. Fammi la cortesia, telefona. Ho il professore Pettella e ci dice che è invitato a cena questa sera a casa nostra. Ma... Senza ma sono per sconza la festa, va? va bene, lo vado a chiamare. Casa da consumati. Celestino Varabia, sicuramente il sindaco, io sono ancora tutta inchiappata. Tu mi dai e tu ricevi un capannullo. Vado io, mamma! Sono arrivati finalmente. Sì, è arrivato il Presidente della Repubblica con
prego, prego. È permesso? Buonasera, buonasera. Carissima signora Geltrude, i miei omaggi. Lei è sempre fresca come una rosa di maggio. Oh, signor sindaco, lei è sempre galante. Grazie. Cavaliere, tanti auguri. Grazie, grazie, grazie. Filippo, sempre in gamba. Salve signor sindaco. Salve, salve. Carolino, come stai? Luce, sono contenta di vederti. Grazie signora, anch'io, ma mi chiamo Lucy. Picchio comunista, Luce. Lucy signora, Lucy. Cavaliere, buon compleanno. Auguri. Grazie ragazzi, facciamo festa. Signora Geltrude, io la ringrazio per il suo invito, ma sa, ci ha colto di sorpresa e non abbiamo fatto in tempo a comprare un regalino al cavaliere. Non immaginavo, figuriamoci se si sbagliava chiesa. Come ha detto, scusi? Dicevo che me lo immaginavo, che lei è stato cotto di sorpresa. Guardi, mi dispiace, sono veramente mortificato. No, non si preoccupi, signor sindaco, il vero regalo per mio marito è che lei si sia degnato di accettare il nostro invito. È vero, caro Celeste? Sì, sono gongolante, sono. Non mi chiamare più Celeste. Ma come? Ti ho chiamato in italiano, non è più meglio assai il nome Celeste? Oh sì, sa di cielo! Io invece voglio sapere di terra. Tornando alla cena di stasera, non si aspettasse cosa all'ingrosso. È solo al dettaglio, ci fa uno sconto. Quello che ha preparato donna Carmela dice che ha preparato una ricetta particolare, tondina con la cepollata. Che cosa? Caduco, tonnina, cacio portata. Ecco, ora ho capito. Proprio così, io mi sa, signor sindaco, non ho avuto il tempo di fare il controllo. Cameno male. A Gertrude, con la stessa scritta come un cetriolo, sindaco, che fa l'assattare. Prego, signor Grazie. sindaco, si accomodasse Grazie, qui nel grazie. divano, vicino a me. Vicino a lei, tondina con ceporlata. Ma non mi picca. Cavaliere, ma perché ha detto meno male? Cameno male, che mia moglie ha peggio che fare. Che va se no, cosa che ne toccava di mangiare. No, non glielo lascio dire. La signora Geltrude ha risaputo che prepara certi manicaretti che sono una delizia. Ah, se picchiso non può superare nulla. Prepara certe. Come chiami tu? Pasticci. Proprio così. Pasticci. Che sono veri e propri in campo. Mia moglie è incapposa. Piuttosto, più bambina a che punto è donna Carmela in cucina? Quando sei spiritoso. No, leggiadra signora Geltrude, lei non ci deve lasciare. La sua presenza è preziosa. Per carità, signor sindaco, non mi confondesse. Uno viri come sogno apprezzata nella società. Vado a cattare il punto che conosce. Vado a guardare chi ha. Filippo, vai a vedere chi è. Bravo. Permesso? Buonasera a tutti! Oh, che bella compagnia! Questa è la signorina Carolina bene in casa, la nostra vicina di casa, che è di casa in questa casa. La verità sta dicendo sempre casa a casa. E signora, questo bel giovane è Lina e questa bella ragazza è Luce. Lucy signora. Piacere ragazzi! Piacere mio, signor sindaco! Lusingato, ma lei si interessa di politica? Un pochetto! E chi la fa? Mi va a genio! Scusi, io le vado a genio? Moltissimo! La signora Carolina è dei nostri questa sera. Sì, avevo capito. Signora Carolina, li ha salutati i ragazzi? Sì, l'ho salutati poc'anzi. Come sei la ragazza? Prego, s'accomodasse. Sì, grazie, ma prima mi consenta di fare gli auguri più sentiti e più sinceri al cavaliere Celestino. Auguri, cavaliere! Grazie signorina, grazie! S'accomodasse, s'accomodasse! Gertrude! Gertrude! Chi c'è?
Io sto andando di là a vedere cosa sta facendo donna Carmela in cucina. Cavaliere? Dica. Le faccio compagnia? No. Si stesse comodo. Non si disturbasse. Se assoppasse piuttosto a essere catatrasima. Dante, facciamo un po' di musica, così riscaldiamo l'atmosfera. Ma non vedi che la tappezzeria sta conversando? Ragazzi, facciamo sgombevare, che avevamo così più intimità e atmosfera. Ma non mi sembra giusto mandarli via. Chiediamo il permesso invece. Tu sembri essere nata ai tempi dell'arca di Noè. Ha ragione Lucy, anche se sono i nostri vecchi, sono sempre i nostri Matusa. Chiediamo il permesso prima. Genitrice, c'è consentito a noi giovani fare un po' di musica? Dopo ragazzi, meglio dopo cena. Ma mamma, noi ci stiamo annoiando. Dai, avanti. Non lo vedi che sto chiacchierando con il sindaco? Vabbè. La vostra musica ci disturba. Ma su, signora, lasci stare, sono giovani esuberanti, la prego. Dai, mamma, ti prego. Per favore. Va bene, però andatevene nell'aldilà, nella sala grande. Evviva, forza gente, adesso inizia lo sballo. Chiamiamo la signorina Carolina, così ci divertiamo un po' con lei. Signorina Carolina, vuol venire un po' con noi lì dentro a ballare? Sì, grazie! No, grazie, preferisco restare a fare compagnia al sindaco e alla signora Geltrude. Va bene, allora andiamo nell'aldilà. Andiamo, va. Questa sera voglio convincere il cavaliere a farsi socio del mio club, così anche lei, signora Geltrude, potrà frequentarlo. Mi pare difficile, signor sindaco. Mio marito è un uomo all'antica, preferisce passare le serate in casa in vestaglie e pantofole. Non è ammodernizzato come noi. Ma lei lo deve incoraggiare ad uscire. Anch'io, quando avrò un marito, lo incoraggerò ad uscire per evadere dal solito trammi della vita domestica. Ma io ce lo dico sempre, usci, così usciamo anche noi. Ma lui non vuole usciare. Va bene, allora lei lo lasci solo in casa con Mariù e solo in casa ed esca sola con Mariuccia. Tante parole, caro sindaco, tante parole. Io ci dico sempre, ne scete, io ci faccio stare solo. Un mi scanto, un mi sacco poco, ma che? Ci vengono i scrupoli, non vogliono capire che quando io nascono e io resto solo, sogno dalla vera pace e mi rinfresco tutto in sangue. Che dice, cavaliere? Lo lasciasse parlare, signorina, qualche giorno esci e non lo sto solo, vediamo che tu che fa. Al rinfresco. È che questo non lo deve dire, perché la signora le vuole bene e vuole stare sempre insieme a lei. Ecco perché, cavaliere. Anch'io vorrò restare sempre con mio marito quando ne avrò uno. E vuole essere aspettante come a mia moglie. Ma cavaliere, cosa dice? È pronta la cena? Ancora no. Cavaliere, ma lei lo sa che è proprio un bel tipo. Prende tutto così per scherzo. La sua ironia è tanto simpatica e molto intelligente. Complimenti, cavaliere, complimenti. Grazie, si fa quel che si può. Non lo stia a sentire, signora. Il cavaliere si sta burlando di noi. Già, fai il bullone. Cacchie, faccio bollona, chiove, vete, detergente. Ogni tanto si capita a fare il cavallo. Da giorno fece pure un cancello. Spassoso il cavaliere, bravo. Veramente, fa fare risate di cuore. Fa fare le cianchie. Cacchie, in diretto a tempo perso. Ti ho detto è pronta la cena. E ti ho risposto ancora no. Celestino, vieni qua. Capi che tu non puoi vedere. Non lo vedi che sto trattenendo il sindaco? E catenalo forte, senza Mario ti scappa. Con permesso. Prego, prego. Sicuramente questo è il professore Pittella. Mio marito ha avuto la cattiva idea di invitarlo. Ma chi? Pittella, il filosofo? Sì, da centro
malacurio. Veramente, per come si veste, pare un colpazzo. Mi hanno detto che oltre ad essere un filosofo è anche un bravo medium. Che ha visto già laurea, non lo sapeva. No, signora, il professore parla con le anime dei morti. Ah, non potendo parlare chi vive, parla di morte. Ecco, sta arrivando. Oh. È permesso? È consentito a un discepolo di Platone di osservare la gente del bel mondo? Ciao Cecchino, fa conto d'essere a casa tua. Quale piacere avere qui con noi l'egregio professore Pittella. Oh, il sindaco! L'onore è tutto mio, illustre signor primo cittadino. Comunico un proverbio antico: quando maggiori c'è, minori cessa. Lei, professore, è sempre amante dei proverbi. E vede, caro sindaco, i proverbi stanno alla base della filosofia. Infatti Socrate, Aristotele, Croce, Platone, Gentile. A proposito di Gentile, Celestino, ma la tua gentile consorte non c'è? Dunque, che fa una vera? Uno sai che sono un'antichità mio. Gentile signora! Che c'è? Vede che sei completamente orbo. Perché? Ah, perché chi c'è lo sindaco? Ma moglie a preso? Che io c'ero antica impannata! Gentile signora! Che c'è? Ancora appresso! Va bene ora! Va bene, mi capita che fai scena. Mi deve scusare signora, la ossequio e la ringrazio per l'invito. Non c'è di che. Lei è tanto buona, quanto ha un amico in piazza, un vali centunzi d'inta cascia. E io apprezzo l'amicizia, assai. Bontà tua, caro Cecchino. Tu mi fai sempre piacere. Per mia sogno solo i parenti situati e tu Celestino con mia si chiude un frate. Grazie. Sii un vero amico e l'amico si riconosce nei bisogni. Bravo. Professore, ma lei nella sua vita ha voluto restare solo. Ma chi gliel'ha fatto fare? Un proverbio non sbaglia mai, meglio solo che me l'accompagnato. Questo è vero, sì. Prima mi citate a tutti i figli e poi dicite che siamo una mala compagnia. Non fraintenda, signora Geltrude, i presenti sono naturalmente esclusi. Ma guardi che non ha parlato la signora Geltrude, professore. E allora poi Mariuccia? No, professore, la signorina Carolina. Ah, signorina Carolinetta c'è! Buonasera, come sta? Bene, grazie, lei? E come i vecchi, mi deve scusare se non l'ho riconosciuta. Ah, non ci fa niente. E perciò, signora Geltrude, lei è stata così gentile a pensare a me. Ora se lei mi permette, io mi assetto. E a proposito di femmine, ci recito un altro proverbio che fu la mia massima quando io ero picciotto. E poi magari mi stai avuto che già ho parlato assai. Cecchino! Che mi rupisci i mondi per non pezzo! Che tutto quello! Che ti assetto soltanto via! Ma scusate, ma non ti aveva visto. Aspetta che ti faccio assettare io prima che scafazza a qualche auto. Grazie, Celestino. Guardate, vai, la cultura c'è in questa casa. Dunque, professore, ci dica qual è stato il proverbio che l'ha guidato nella sua giovinezza. Glielo recito subito. Amare a chi non t'ama è tempo perso. Ah, è proprio vero. Aspettare e non venire è una cosa da morire. Che significa? C'è un modo squisso che è meglio. L'acqua bene ci voleva di campagna. Anche se oggi fanno una volta a cavolo, non mi pare. Sì, l'acqua del cielo è sempre benedetta. Quanto vale un'acqua tra Maizia e Aprile? Un baluscecco con 1000 barili. Ma quanto ne sa per queste proverbi? Che io vecchio sogno. Ma quale vecchio? Noi che scappoli, restiamo sempre giovani. Geltrude, te lo devo dire io, perché non offri un liquorino agli amici? Ah, ha ragione, mi deve scusare, signor sindaco. Parlando, me l'ero scordato. Ma no, signora, non si disturbi. Ma quale disturbo? Prima di mangiare ci vuole il aperitivo.
Un concetto proprio. Ecco, sta arrivando. Bene, bene, bene. Ecco. Qua. Bene, grazie. Grazie. Cinci! E chi si scordò, o meglio? Oh, cavaliere, niente. Hai due dottori ci proibito alcolici? La mia bottiglia o bicchiere, poi il dottore non mi proibì proprio niente. Quando ti senti male t'arranci. Cavaliere, stiamo attenti. Uomo avvesato e mezzo salvato. Dico bene, professore? Sì, un bicchiere non sono niente ci può fare. Uno solo però. Perché poi se sono due, non c'è due senza di. E lei uno con me chiasse, ma se no se ne approfitta. Salute, salute. Salute. Non ti preoccupare, non me ne approfitto. Chiama piuttosto i picciotti che lo gradiscono pure il aperitivo. Ragazzi, lo volete il aperitivo? Bocca secca. Mi regala l'insonsata del rossetto, avuto casicca. Ma no, abbiamo fatto un giochetto e allora... Vieni Lino, lascialo dire, bevi. Signora, a me appena un gossetto perché mi va subito in testa. A me un whisky e soda. Mami, io lo voglio liscio. Niente vischio, si beve solo il aperitivo. Non mi raccomando mentare i miei figli. Americani. Un mascolo non c'è passa più, signorino, il aperitivo che ci vuole offrire suo madre. Un signorino vuole il whisky e casola per giunta. La femmina vuole il liscio, che c'ha il chassis a carina a Totterone. Io è tu bruciata. Bruciata, attorrata. Non avere questa moglie cretina della moglie, come ci batti in mano. Cose da pazze. Il bacio? Ora ci vuole il bacio. Cavaliere, permette? E che? Cosa ti volesse passare pure a me? Un tabassato che ti ha funciato a me figlia da panna, ti volesse funciare pure a me? Ma no, permette che baci Mariuccia? Che cos'è? Un altro giochino? Che io camo? Simpatici. Come sono simpatici, sì. Quanto sono simpatici. Ma quanto sono stomachevole, mi stanno facendo a levantare, lo sanno acqua. Basta. Veniamo alla coczione che non te le scemonete. E salutate piuttosto al professore, che manco me ne avete donato caccello qua. Buonasera, professore Vitalla. Buonasera. Meglio tardi che mai. Anche lei è dei nostri a cena. Certo, figlia, hai Ardina che cammina, tanto conti la mozzachina. Ma è filosofia questa? Non bello, chista è vita. Bravo. Professore, ci hanno detto che lei, oltre ad essere un filosofo, è anche un medium. Ma arrancio, caro sindaco, lo può fare e non fa, campa scontento. Bene, allora che fa? La organizziamo una seduta. Sì. No, c'è troppa gioventù. Cavaliere, ci chiedete ragazzi poco sevi. Cavaliere, così lei ci offende. Ma signorina, io non parlavo per lei, quanti caraca mi ha dato a bere. E per invocare gli spiriti ci vuole attenzione, raccoglimento, cosa devono raccogliere questi? Io sono sicuro che questi ragazzi sapranno raccogliersi, è vero? Sì. Ecco, bravi. Sì, professore, invochi gli spiriti, fa tanto senso, ha tanto brivido. Come siamo entusiasmatici. Sì, sono tutto con l'asma. Bene, e allora prendiamo posto tutti intorno al tavolo. Forza, prego signorina, prego. Ecco, da questo lato, prego. Ok. Prego. Cavaliere, professore, non si aspetta che voi per cominciare. Prendete posto anche voi intorno al tavolo. Vabbè, forza c'è. Prima facciamo questa alzata.
E poi facciamo la seduta. È orbo totale. Ecco qua. Filippo, abbassiamo le luci e creiamo l'atmosfera. Mi raccomando la catena! Io voglio essere incatenata. Ma non ti voglio incatenare, ignorante. Fare la catena significa un cucchiaio in mano no tavolo. Pollice con pollice, mignolo con mignolo, anulare quando... è capoccolone! Mi raccomando il contatto! Oh, che sensazione conturbante! Che signorina che si vuole conturbare con me! Che sei rilassasse, che ci lo caccio un fatto! Ragazzi, siete seri o non se ne fa niente? Saremo seri, professore, lo povertiamo. Allora cominciamo! Il nome è pace! E figli e Spirito Santo! Oh, ma che stanno dicendo da fuori la messa cantata! Non ci scherzate con queste cose! Zitto, che hai peccato! E siamo pronte? Sì, siamo pronti. E allora accogliamo! E chiamiamo D'Annunzio. Ma se muoio la gente, ma anche arrivato a destinazione! Cambiamo d'annunzio, Celestino, che capiste? E scusate, mi pareva l'annunzio, Silenzio, cortesia, silenzio! Oh, silenzio e concentrazione! Spirito benigno di Gabriele D'Annunzio, in nome di Dio, vieni a trovare i tuoi fratelli. Spirito di D'Annunzio, ci sei? Se ci sei, manifestati! Oh! Si è manifestato! Si manifestò la signorina Carolina, una carcagnata cameretta e tallo dopo canto, non vede che ha buono, cominciamo! Silenzio, non ci distraiamo se vogliamo che si manifesti! Oh! Spirito di D'Annunzio, se ci sei, facci un segnale! Chi fa? Vin! No, accatta! Non dico silenzio! Signori, non scherziamo! Non scherziamo, silenzio! Spirito di Gabriele! Spirito di Gabriele! Vieni! 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 Mi dispiace, ma non lo vedo! Vabbè. Chiamiamone un altro. Sì. Chiamiamo a Bonarmuzza la mamma! Ma che siete pazzi? Alzate le donne che va, se no me ne vai io! Non ne vai! Non ti fatto mogliere! Ma che sta dicendo per davvero che lo chiamare adesso fallata? Sì, ma lo cristiano, ma Madruzza era una santa! Sì, la santa, ci mancavano solo i cornato, ma giù! Su, cavaliere, per favore, si calmi! Accontentiamo la signora Geltrude! Allora, un fatto sostenuto! E va bene, però a te pensai sì, e tu stai dicendo a tutti. Se tu una cosa buona si rivolge a me, io non ce l'ho più conto, non ce l'ho più conto. Oh, siamo pronti? Sì. Allora, silenzio e concentrazione! E mi raccomando la catena! Oh, ci rompete la catena, professore! Celestina, lo puoi dire? Che ho detto? Spirito della signora Agrippina, in nome di Dio, vieni a trovare i tuoi fratelli. La tua adorata figlia, i tuoi cari nipoti,
amatissimo genero! Vennero lasciatelo in pace quando ci vuole essere ammascato. Silenzio per cortesia! Spirito della signora Peppina! Ci sei? Se ci sei, manifestati! Mammuzza! Mammita, casi! Sì, c'è pure tu mi scappamento. Ecco, silenzio per cortesia! Aumento del bocchiere! Dico di lei! Per favore, faccia proseguire il professore. Per favore. Cavaliere, lo interrompe sempre. Spirito buono della signora! Cecchino, a sbaglio c'è. Ma quale spirito buono? Hidda, a un ferno sto giocando. Ancora! Ci stai muovendo mano! E ci ha messo pure tempo per me. Per favore, come rilievo poco fa, faccia proseguire, cavaliere, per favore. Silenzio! Posso? Oh. Spirito della signora Peppina! Ci sei? E ci sei? Battiti e colpi! Hanno bussato alla porta! 3 volte! Sì, 3 volte! Celestino, Barato, cammina, mi stanno chiamando a me! Ma perché a me mi stanno chiamando poco? Sì, ma tu sei l'uomo di casa! Io sono l'uomo di casa quando fa comodo a te. Sì, cavaliere, ma moglie ha ragione. Vado ad aprire la porta. Tocca a lei. Lei è il padrone di casa. Lei se facessi fatto ciò. Ha ragione il sindaco Celestino! Tocca a te ad andare ad aprire la porta! Ma io non ci posso vedere. Lei sa di chi mano un pizzicato di col tavolo. E ci penso io! Mani! Ah, chi siete adesso? Mani! Di Celestino Morabito! Staccatevi! Tu sono beato sogno stasera. Ma chi l'ha dato? Celestino, Ma forza! Celestinetto, Barato! E chi l'ha dato? Filippo, ma dopo Tocca a lei. Sì, sì. O Pianoggio. Apra. Celestino, E dopo. sì. Tornavo un'altra volta e stavolta per sempre. Ma tutta me! Ti dico, capi mia, non ci può essere felicità! Sono sfortunata! Non ti preoccupare, che a tutto c'è rimedio. Ma quando si ripresenterà un'altra occasione come quella di ieri sera per annunciare il nostro fidanzamento? Che manca un'occasione, papà, tu non ne troveremo un'altra. Ma quale? Intanto il sindaco si deciderà a parlare con tuo padre e non ci sarà bisogno di trovare occasione. Piuttosto vedremo come si sente tuo padre dopo svenimento rassi. Ah, dopo si sussiste. Ma mi sentiamo di stare curcato. Che bravo, ti sussisti rulette e ti curcasti un po' di vano. Papà, come ti senti? Ora mi sento, ma non ti chiedo a me, ma mi hanno spiegato con gran dolore di testa, ma mi stai riprendendo tutto. Capi che ti sussista allora? Un continuare, un sonno che stava facendo. Anzi, vedi un po' che stava avendo. E che ti stavi insunnando? A tua nanna. A tua madre? No, ad arroffare la pannata di tua madre, che mi ha fatto passare una malanottata. Un sonno a così chiaro, che pareva vero. Non immagini solo tu sonni chi sa fare tu, senza testa e senza pere. E dico che era così chiaro che mi pigliava un bello scantazzo, ma mi volessi puntare. E sentiamo, punta sto gran sonno.
non si nave che eravamo riuniti tutti in casa nostra. E c'erano noi, il sindaco, suo figlio, suo nipote, mio compare Ciccino Pettella e magari la signorina Carolina. A un certo punto, il sindaco ci ha domandato a Ciccino di invocare gli spiriti. Ciccino allora ne fece disporre attorno al tavolo e cominciò a seduta. Non c'era un nome. Dissimo, doppolare c'è un po' della vera porta. C'è colpa. Ma che dico c'è colpa? C'è colpazza. Tom. 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 Su. Vai a già. E a cupiura della porta. Oreavolo. Per l'appunto a tomate. La valigia in te mano. Avresse. Tornava un'altra volta. E stavolta per sempre. Oh. Tanto scambio, che stava carendo, magari lei. Ma sicuramente saranno state i imbrogli e i disordini che fece a sera. A sera? Ma manco l'acqua tastaste. Anzi, no, devi visto un bicchierino di aperitivo e fosse fucchisto. E batte col suo aperitivo. Un bicchierino solo niente mi poteva fare. Se a me fu cattiva digestione. Ma sono tastastinente che aveva a digerire lo staralite. Da banno mangiare tutto ne piatta. Ne faceste fare veleno a tutti. E perché? Ieri sera è andato tutto a monte. Poi per mia fu una rovina. Sentivo tutto un fumo. Un fumo? Ma che si bruciò tutto bello mangiare? Niente si bruciò un turista da banno mangiare tutto ne piatta. I progetti di tua figlia se n'era un fumo. Allora, fatemi capire. Oh, sono che fece. Ma quale sonno d'Egitto? Tutto vero fu! La nonna, dopo che il professore Pittella l'aveva invocata, stava per manifestarsi. Si era manifestata, tant'è vero che antissimo Tuppuliano. Allora, Tuppuliano, che io che credeva che me l'avesse insonnato. Un Tuppuliano, era mamma che si manifestava. Appunto, che c'era tua madre alla porta. Ma no, papà, ma questo l'hai sognato. Ma insomma, ma che mettetevi d'accordo? O sonnava, oppure no? Mariuccia, per piacere, non ci perdere un filo. Ma mi volete dire che è successo? Non eravamo giunte. Allora la porta era quello. Quanto sei spiritoso. Perciò, come ti stava dicendo, a sera eravamo riuniti tutti in casa per festeggiare il tuo compleanno. Tu ricordi o non tu ricordi? Non ricordo. A un certo punto tu mi facesti offrire un aperitivo e ne velesti pure un bicchierino. Tu ricordi? Non ricordo, vai avanti. E questo scordatillo, perché tu le cuore non ne avevi più. Che ne facesti fare veleno a tu. Mamma, lascia perdere. Sorvoliamo, vai avanti. A un certo punto c'era, prima di mangiare, un sindaco propose di fare una seduta spiritistica. Tu ricordi o non tu ricordi? Non ricordo, e quanto sei lunga, ma che vai avanti. Ma non è che non finire che stai scoppando già tutta, vai avanti. Ma non tu recita, ma non avanti, torna a nasere, state ferma, non sei ancora scorso. Ah, quando sei spiritoso e sfizioso per da madre. Non eravamo giunti, che magari questo filo. Che può essere un chilo. Il professore a prima non voleva. Tu ricordi? Non ricordo, per favore, non dire avanti, resta ferma, non sei e continua a parlare. Spiritoso. E poi si decise. Allora disse, a cui chiamiamo? E tutti dissimo, chiamiamo ad Annunzio. Ma vedendo che nessuno non si presentava, io ci disse, chiamiamo a Bonarmuzzare a mamma. Questo purtroppo non ricordo. Allora il professore cominciò a dire, anima buona della signora Agrippina, anima buona e pia della signora Agrippina, se ci sei, batti 3 colpi. Ma così ci disse. Ah così, e il gioco sentisi di colpa alla mamma. È vero, non c'è ricordante, continua. Intanto a tia, dopo le evocate viste, ti cominciò a fare effetto e ti passa che tu puliaro per davvero. È vero, continua, che qualche cosa ricordo. Ti susiste barcollando
Rapì sta porta. E poi? T'allavancasti in terra come un vero frarice, ubriaco come una scimmia, e te su sessantura, spunzando una festa, un regista e lo faciste. Facendone stare con pensieri per tutta notte. Un regista e lo faciste. Ma insomma, fatemi capire, come può essere? Ma allora, sonno fu una coincidenza. Tutto vero fu. Ma allora Tomate c'era per davvero nella porta. Ma no, papà, ma questo fa parte del tuo sogno. Ah. Può essere che mamma tornava apposta do paradiso per bere tanto ben da facci. Non ne dicessi che tornava, lo paradiso. Ma mi pare di vederla a Tomate, che fa parte della schiera degli angeli del paradiso, vissuta una vesta bianca lunga fine e bene, e un cappello non c'è suo colore ammucchiato dalla fronte, un bel padre scepionato, e fanno scamati. Sì, ma lo cristiano, ma Madruzza era una santa. Una santa comunale che svolazza come un'antina. Bene! Chi è? Tu hai una cosa tinta, pagliare! No! Come poverino che mia madre non era una santa? Mi faceste morire i piccioppo colli che mi lasti! Chi? Ma Lucia, ma che c'è alta nella cucina, va a dire? Chi? Non è stata? Non visti stata? Quale atta? Quale atta? Vieni che qua un cinneo. Quale atta? Allora perché dici chi? Chi? Ma non è stata? Ma io non ne avevo atta! Basta, torneva a dire! E risponde a me! Non è vero che mi faceste morire tu! Chi? Ma perché dici chi? Non è stata? Ma io non ne avevo atta! Allora perché dici chi? Che io volevo vedere! Chi sono vero? Ma chi è che non è vero? Chi non ha detto io? Ma se tuo figlio non ha parlato! Ma no, tua figlia! Tomate! Me madre! Celestino, se sicuro ne sentirete buono, non è me madre! No, il fanno avere! Ma papà, ma vedi che qua non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sentio! Sta dormendo ancora! Sentio! Sennio, sta dormendo ancora, Celestino? Sentio! Può essere! Magari ci avessi stato più bene come Madruzza! Tua Madruzza a casa avesse parignato tutte! Celestino, ma che hai stamattina? Ti senti bene, papà? Ma tu non ci vai oggi a cantere? No, cazzo in chiede per forza! E venire appartamento! Cazzo sono i compratori che mi aspettano! Non ne vuoi dire, tu di canto mo vassettate! Ah, lui non aveva a fare i conti! Tornava apposta pittia! Per me! Chi io! Ti dico che per me un cesso cantere! Ma non posso fare a meno che hai questo appuntamento! Ti dissi che tu ricca non te lo vassetta! Ma che chiede per Ma è tanto oramai! Il principale sogno è a mia nonna mi consola, si chiede per vero! E vabbè, però cerca di venire presto! No! Forse non torno! E lasciatelo nascere, tanto torna subito, perché appena scendi scala, metto per in vacante, si rozzolia, si rompe la gamba e fa la chiama campanella! Forse io che mi sto dentro però. Ti passò la premura! È meglio, ma me ne posso manticchiare. Finalmente tu capisti quel che comanda a capo. Ora mangia già banna a Geltrude e a Maruccia che tai a parlare. Sì. Geltrude? Maruccia? Che devi andare a banna? Come ne puoi stare a Mariuccia, ammoniate a panna! Però non ti metterà a fumare! Ecco, ci spezza a fumare. Mi pare che il suo momento adatto. No, siccome quando resti solo non ti pare l'ora di fumare e ti già pipa puzzolente! Quando resto solo! Ma no ora! Perché Celestino, che intenzione hai a come chiamare? A nord! Ecco io, un
grande dolore di testa che mi dà compagnia. E buona, riposati. Amonin, Mariuccia, amonia da banna, riposati. Una parola. Ma che se ne ero per dare? Se ci avesse detto le sale avessero fatto tutto il contrario. Che hai che ti mormori? Che ce l'hai? Con l'intelligenza, la perspicacia di mia moglie e mia figlia. Oh, ma mi capisce una volo. Che fa? Ti dispiace di restare solo con me? No. E perché? Ma mi sta dispiacere. E allora, caro signore Genero e cavaliere delle mie ciabatte, assettati! Perché assettate se parla meglio. E la San Pace già martire di tua moglie. Ah, pulite e maitere. Certo, è pure una gioia piccericcia. Ma Caringia la vanno i maitere con resto. Tu resto boia. Ah, io sarei. Boia, sì signore. Ma che scacciamo a casa pompa tempo? Un faro spiritoso. Ah, se no sto spiriti patate, tu faccio passare io. Assettati. Ma insomma, se può sapere perché tornò. Per adempiere ad una missione, restituire la felicità agli infelici di questa casa. Ma io non l'ho chiamato! E tua figlia, che li ha infelicitate con la tua mania di voler stare sempre isolato e con la fissazione di restare... Ma io non l'ho chiamato mai! Ha chiamato tutti l'ora e tutti i momenti. Marco, io, forse si sbaglia, ma quando mai? Non c'è momento, la giornata che mi ha chiamato. Giocherò la mannara di mesoggia. Giocherò il ruffianazza di mesoggia. Ovvio morire 100 anni prima. Mesoggia ricca e mesoggia di già. Un te parichiamo chisto. Io avessi tornato pure un fermo. Ma perché un bene del già? Un megno del già, ma la lingua. Ma insomma, allora si può sapere che vuole di me. Voglio mettere l'anticchia di pace in tasta casa, ti disse. Perché tu l'infelicità a tutte. Ma qua è tutto a posto. Se c'è una da apprezzare, chi del mia moglie, poi è tutto a posto, in ordine. O starto tosi, ma io un terogno pace, fino a quando non t'aggizzi. Poi forse me ne vai. Intanto io sono manifesta solo a te. Tu solo mi vedi e tu solo mi senti. Che l'auge è come se non ci fosse. Perciò cerca di marciare ritto e non cercare aiuto, perché non ce n'esce niente. È un fare come quando io era vivo. E ricordati, oh, m'ha avvisato e mezzo salvato. Oh, m'ha avvisato e mezzo salvato. Oh, m'ha avvisato e mezzo salvato. Oh, m'ha basato! E mezzo salvato! E mezzo salvato, con me, sono rovinato. Vai ora, telefono al professore per te, io solo mi puoi aiutare. Come ci vuoi parole per farla venire dal mondo, a trovare chi per fare nell'aereo, è una cosa. Genitore, ma che parli da solo? Come io? No, stava seguendo un ragionamento. Che vuoi fare come il professore Pittalla, che parla da solo per la strada? Chi se non fa fare tu? No, non te la prendere, vecchio Seneca, stavo scherzando. Ma scherza con tuo fuori. A proposito, l'hai vista? Le devo fare un'ambasciata. O l'hai visto? Ma è importante parlare. L'hai visto? Caro genitore, devi sapere che sta per salire... Ma cosa vuoi che importi al babbo di chi sta per salire? No. E invece mi interessa, come sta avvenendo. Ma nessuno di importante, è solo un'amica. No. E invece sì, l'ho vista dal balcone. E va bene, per oggi facciamo finta di crederci. Io sto andando a fare una telefonata importante. Se mi venne a cercare, chiamatemi subito. Ma subito, non può scordare tutto il suonato, non può scordare.
Cretino, stavi dicendo tutto al babbo. E che ci fa? Tanto prima o poi non lo viene a sapere lo stasso. Dove l'hai lasciato Allino? È sotto con lui. E falli salire. E se lo va da papà? Devo correre questo rischio. Va bene, lo vado a chiamare. Bravo, accomodo. Mariuccia! Tesoro! Non ho potuto resistere e son venuto, ma tu non essere imprudente. Hai ragione, caro. È la felicità che mi fa perdere la testa. Filippo, perché non vai di là con Lucy? Non vuoi che vi reggiamo il moccolo? Ma su, Filippo, non essere maligno, Mariuccia vuole restare un po' da sola con Dino. È normale, no? Va bene, allora andiamo di là, forza, lasciamoli da soli. Come sta tuo papà? Si è alzato, però mi sembra ancora molto strano. Tesoro, ho una grande notizia per te. Ieri sera ho detto tutto a papà e l'ho convinto a venire qui a chiedere la tua mano. No! Ed invece sì, l'ho lasciato che si stava cambiando d'abito. Ma ora come si fa? Bisogna avvertire la mamma. Sarà una sorpresa anche per lei. No, forse è meglio avvertirla. Mamma, puoi venire un secondo? Carolino, che bella sorpresa! Buongiorno signora, mi scusi per l'ora, ma avevo una notizia per Mariuccia. Di che si tratta? Mamma, sta per venire in casa nostra il sindaco a chiedere a papà la mia mano. Quale onore! Saremo lieti e onorati di ricevere tanto onore. Grazie signora, ma l'onore sarà tutto nostro. Mamma, ma come si fa per dirlo al babbo? Con giuriciosin. Sì, ma lui è stato poco bene, non è meglio avvisarlo prima? E va bene, ci dico prima io. Mamma, c'è un professore Pettalla. E che vuole sta 300 di malacurio? È morte subetanea, avere sempre per rompere ne... per sconzare le feste. Lo faccio entrare? Sì, dopo che noi ce ne abbiamo andati nell'aldilà, andiamo ragazzi. Come si fa questa cosa? Prego, professore, si accomodi, prego. Aspetti. Quando femmina ti chiama, vuole dire che ti ama. Quando un amico ti fa ciccare, vuole dire che ti ha parlato, non metto pace. Un attimo chiamola a chiamare, lei intanto si accomodi, per favore. Che se tu non trovi un assetto, ma se non lei sta dritta. Sai, ho trovato. Hanno chiesto e votato. Hanno una fissazione in questa casa. Da spostare in continuazione i mobili. Non lo viso tutto mano. C'è, proprio a te stavo telefonando. E io ti ho prevenuto, fammi aspettare che non c'è tutto mano. Aspettiamo. Grazie, Celestino. Come tu senti? Alla salute, non c'è male. Ha sogno un tonferro. Che dici adesso con tua moglie? Sarà perché sto fosse un tuo paradiso. E allora che fu? Hai bisogno di aiuto. Che se non parla, che io ti posso dare. Se tratta di mia suocera, un melone a pace. E che pensionassi stanotte? Un manzonnave che da tornare dall'altro mondo per mettere un ferro nella mia casa. E Celestino, non schizzare. Ma che ha facciare uno che vuole scherzare? Ah sì, io tu ricevo. Ma come fece fare a chiamare? Quando sentiscono di tre colpi dalla porta e io guardavo, pare che c'era dalla porta. Non mi dire che c'era la signora Agrippina. Ida, me soggiera c'era. Un può essere Celestino, vieni che non sono nascito. Un monsonnato, io a me soggiera ha detto per davvero. Come ora che sei venendo a te e ci hai parlato puro. E Celestino, sei sicuro di sentirete buono? Ma perché io ti la fare una visita? Io ti stimo più un frate e non vogliamo giocare bene. Tu capisci che non siamo più picciottini e a così, come invecchiamo noi, invecchia il nostro organismo. Non si tratta di salute, ma come ti devi dire? Ma stiamo a parlare, voto bene, fate lavare la visita di controllo. Può essere che hai la passione alta. E che vuol dire che è diventato pazzo? Chi anta?
La passione, non fare un brutto scherzo. A te che ti gusta? Ti vuole un saluto e tutto è a posto. Non se vai no, se sai no. Un proverbio antico non sbaglia mai. Che c'è? A me autoproverbio non mi fa ridere. Io sogno buono e a me sogno la vita per davvero. Ora tu, come pronunciassi parole e la facessi venire l'altro mondo, ora trova chi per fare l'aereo e le cose. Caro Celestino, è scientificamente provato che il processo della resurrezione non è possibile che si verifichi se non per miracolo. E capo pare che non siamo di fronte a un miracolo. A buonai marito soggera, la signora Gruppina, e che Dio ce l'abbia in gloria, non era certo una santa. E allora fu contro miracolo. Pizzica, un può essere. La stessa Chiesa, infatti, dice che le anime dei morti non possono tornare in vita né per venire a trovare parenti e né per altro motivo. Vuoi dire che Ida si sono data per com'è? Giovanni alla raccomandazione e tornò. Celestino, da convincere. Ma Cecchino, ma chi mi convince? Una persona che tra chi mi convince? Da convincere. La devo attaccare. Ma pure. Ida, ma soggera. Celestino, ma io me ne conviene nulla. Ma qua bene la tua casa tutto orco. Avevo sentito un fluido magneto. E vuoi dire che hai pure i nasche intoppate. Vabbè, tanto quello che te facciamo medico. Che c'è? Come lasciare solo qui da qua? Un tenere. Che c'è? Ecco qua, tanto a compagnia c'è. C'è tuo moglie, gentile signora, i miei ossequi. Sta attenta a suo marito. Ecco. Non ci vede proprio il professore. Dov'è il cavaliere? Oh, cavaliere, mi fa piacere vederla alzata, dunque sta meglio. Non c'è male. Questa non mi voglio perdere. Cavaliere, ero impaziente di venire per due motivi. Ecco, il primo per avere... Dicevo, il primo per avere personalmente notizie sulla sua salute. Sa, dopo la paura che ci ha fatto prendere ieri sera... A tuo primo motivo poteva fare a meno di bene. Ecco, come ha detto, scusi? Dicevo che per il primo motivo non era necessario che si scomodasse di persone. Ma una volta che ca, passiamo al secondo motivo. Il secondo motivo è un po' più delicato. E questa, ecco, non sarebbe l'ora adatta, ma sa, mio figlio ha talmente insistito affinché io venissi che non ho voluto recargli questo dispiacere e allora eccomi qua. E io sogno pure qua. E siamo tutti e tre qua. Tutti e tre? Tutti e due vuole dire? Purtroppo, tutti e tre. Scusi, chi sarebbe il terzo? La mia ombra. Cavaliere, lei ha sempre voglia di scherzare. Dunque, caro cavaliere, ho l'onore di chiedere la graziosa mano di sua figlia Mariuccia per mio figlio Lino. E io ho l'onore di rifiutare questo onore. Ma lei vuole scherzare? E mi dispiace, ma mia figlia non fa per suo figlio. Ma scusi, Mariuccia è innamoratissima di Lino. Senta, mio caro lei, in casa mia, umanno io, e mia figlia deve seguire le mie volontà. Ma tutto questo è assurdo! Al giorno d'oggi non si usano più queste cose, cavaliere! Che in casa mia si userà sempre fino a quando campo io. Ma lei si rende conto che sta opponendo un rifiuto al sindaco? Ma mi rendo conto, ma io sogno un partito l'opposizione. E allora? E poi, vuole sapere la verità? Dica. Lei è suo figlio. Mixate tutto il sopra uscito. E mi facesse un gran favore, ieri sen e non mettere più per dentro casa. Parla come parla, Parlo come mi pare e piace, e se non se ne va chi buono, non faccio vedere che i denti non Ma faccio. lei è pazzo, lei! Pazzo, ci sarà lei, ci sarà lei! Che è successo? Signora,
suo marito mi deve delle scuse, altrimenti io in questa casa non ci metterò più piedi, ha capito? Io non devo delle scuse a nessuno. È lei che mi viene a insultare fino a dentro. Che state scricendo così? Che succede? No, lei è pazzo, suo marito è pazzo da legare e io, in qualità di sindaco, ho il dovere di farlo ricoverare in una casa di cura. Lino, Lusi, andiamocene via! Casa di cura, c'è andrà lei, c'è andrà. Ma guarda questo troglodita, guardalo, Ma guarda questo! Cadimonizza! Signore, Mariuzza, mi dispiace, andiamocene! Fuori da casa mia! Fuori da casa mia! Cadimonizza! Bella amante, chi sta sempre qua? Pazzo per davvero! Pazzo furioso! Ero pazzo, ma me davava un gran peso sopra lo stomaco. Gran pezzo di babbo! E non ci sogno ancora io! La metà mia se sei capace! Insomma, possiamo finire queste minacce. Ma se può sapere perché tu no, che vuole di me? Turista Antura, e tu ripeto, sono venuta qua per adempiere ad una missione, restituire la felicità agli infelici di questa casa, tua moglie e tua figlia, che le hai infelicitate con la tua mania di voler restare sempre isolato e appartato e con la fissazione di restare sempre da solo. Maledetto momento, a quando mi venne in mente di matare a Ciccino per te. O sindaco c'è colpa, e io posso fare la seduta spiritistica. Era tutto progettato. Ah, o vicino apposta, erano d'accordo. Se ne sono d'accordo, è vero? È inutile che impreghi contro l'auge, era tutto segnato nel destino. Ma allora, una volta che fu sua figlia che posso fare venere, ma perché non si manifestava ella? Non è consentito manifestarsi ai parenti. Che si manifestava il sindaco, che non è parente. Che c'entra il sindaco? Io sono stata mandata appositamente per te. Tu sei l'uomo da redimere ed io ti condurrò alla retta via. Ah, per come piglio, figlio a prodigo. Stai zitto e vattene a lavorare piuttosto. Non posso essere, che sono malato. Non cercare scuse. E la madre, non è una scusa. Nasco stato con quel picello d'aria, mi potesse fare male. E mai guaglio, você che vuole da me, a fare malatto del richiamo. Tu ti scanti di nascere, perché ti scanta di incontrare un sindaco. Reggio, un me scantato male, ma poi non vede come abbagnava o il capo fuori. Sì, però ti scanti che ti fai che prima un manicomio. Non mi scanto che niente è genocchio. Ma se solo senti di parlare di tu, ti trema la voce. Non mi tema proprio niente, e quando torno scommettiamo, e ci va a passare sotto il balcone, e si dove a bannio un'altra volta a banneo. Ma così, invece la voce ti tremano pure Iammi, perché la non la posso sopportare più. Iammi, ci faccio trovare io. Amore, spirito a cosa ne pensa. Comincia a camminare che sta venendo. E da menando. Non ne vai? Va a fare me. Da sto stato? Sai che sono pure stato interessante. Celestino, questo non è momento di schizzare. Lasciatelo leggere, capigliari. Giusto dici. Lasciatemi essere capigliari. Ma quello ha detto di pigliare aria? Deve fare una grande sfida a diventare un Orlando Paradino. C'è signore, a diventare Orlando Furioso e fare assaggiare gli innocenti. Mi sta parendo pazzo, mi sta parendo. Ah! Ora tu se commenta che io sogno pazzo. Ma scusa, se parli hai ragione come se tu. Come se? Che vuole vedere? Come se io fosse pazzo? Che esso vuole vedere? Ma Che no. esso vuole vedere? No, papà, la mamma non voleva dire a questo. Che esso vuole vedere? E da quando come sindaco mi vanno a fare dire che sogno pazzo. Ma non ti ne aggiungere come parli. E poi c'è un bonnaccionato vecchio parla così. No, papà, ma tu parli come sempre. Ah, lo vede. Tua madre non è tanto convinta che io sogno pazzo. Tu invece sì. No, ma
che dici, papà? Sì, convintissima. E tanto è vero che mi seconda. È perché i pazzi non sanno contraddire. I pazzi si channo sempre sì. Perché i pazzi fanno delle telefonose. E allora io mi separerò un pazzo. Con il sindaco, ma come puoi avere pazzo, vero? Ora, signor pazzo, vero? Ma se sei tu stesso, Corici! E va bene, sogno pazzo, ma prima d'essere giudicato definitivamente pazzo, prima d'essere chiuso definitivamente domani come pazzo, e fare cose da pazzo! Ma non ne vuoi ir, Celestino! Papà, aiuto! Filippo, ne vuoi ir? Ma perché state chiamando aiuto? Filippo! Lassatemi con pozzo sariglione! Ne vuoi ir? Lassatemi un neghino! Oh, cappelletto ieri! Completana, vedi che scampo che mi fece picchiare! Mamma, Ugole mi sta battendo forte forte! Chi fuori queste voci? Niente, tu arrivi sempre con l'ultimo treno! Ma c'è stato? Niente per fortuna! E allora perché avete gridato aiuto? Perché un sacco sono ci picchiò a tua pace! Pareva una furia e diceva cose senza senso! È vero, papà ha delle stranezze che non mi convincono. Anche a me sembra strano. Chiamiamogli uno specialista. Sì. Ma quale specialista è specialista? Chi da posto fa? Pigli, ci vorresti un veterinario! Va bene, mamma, dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo restare così indifferenti. Non è possibile. Filippo, vieni qua! Questa volta. Signora Geltrude, scusi la mia impedenza, ho una gran bella notizia da darle. Prego, s'accomodasse. Oh, Che è signora, successo? sono felice, terribilmente felice, talmente felice che non trovo le parole per spiegarmi. Si accomodi, prego. No, grazie, non posso stare ferma, sono troppo eccitata. E che le è successo? Ne contassi? Che Una cosa meravigliosa. Ha vinto la lotteria. Una cosa ancora più bella. L'eredità. Più bella, più bella. Allora ne contassi? Immagino, sto più in te per la contentezza, ma non mi fate neanche gli auguri. Caso non sappiamo su cui ci successe. Io ho capito tutto. A signorina si fece zitta. Quanto è intelligente sto picciotto, ma come faciste a insertarlo? Modestamente ho il bernoccolo io per questa cosa. Se, mettici un ghiaccio che ti sta pungiando. Si dice ho il binocolo, ignorante, non ti sai spremere quando parli. Te l'hai parlo. Perciò si fece zitta. Vero è? Vita vera e propria ancora no. Ma stavolta dipende solo di mia. Sono stata chiesta ufficialmente in moglie. Oh, che cosa bella! E lei ovviamente dirà di sì. Piacetto, ancora lignamente, è una vita che aspetto sto momento. Brava signorina Carolina, me ne compiaccio, auguri di vero cuore. Grazie, sono commossa, signora. Ne contassi come fuoco. Guarda, un colpo di fulmine, cose da fotoromanzo, da telenovela. Grazie signora, io la devo ringraziare perché indirettamente è merito suo. E perché della mamma? Perché se la signora Geltrude non mi avesse invitata alla festa, io sarei ancora una zitella. E invece, per merito suo, oggi sono una promessa sposa. Sono la nuova Lucia Mondello. Sì, spera cavallo. Signora, io... mi sembra un sogno. Per favore, me lo può fare un favore? Con tutto cuore, Mi lascia un pezzolone. ci pare che diventa mattina. Mariuccia, rammillo tu. Ma perché? Perché signorina? Perché vuole il suo pezzolone? Perché voglio sapere se sono sognando o sono destra, come diceva Chiddu. E che faccio io il suo pezzolone? Non fare lo spiritoso. Non vedere pure Filippo. Signorina arrospicchiata, come è dolce essere svegli. Perciò ci racconti com'è andata? Vi dico, un colpo di fulmine. Appena mi ha vista alla festa, tac, si è innamorato di colpo. E oggi ha mandato a chiedere la mia mano. Dice che mi sposerà entro l'anno.
allora diventiamo parenti. E chi? Siete parenti come zio? Ma no, ma lo diventeremo quando Lino sposerà mia sorella. Chi c'entra Lino? Cengialino. Chiamati pompiari. Lino non è il figlio del sindaco. Ed è il fidanzato di Mariuccia. Ma non è il mio fidanzato! E ci mancava pure Chisso. Signorino, non credo che a sto fidanzamento ci dette in la testa. Lei non deve sposare il sindaco. Io? Ma cosa ridista non hai detto mai? E manco lei ho pensato! Ma come vuoi essere inventata festa? Perché sbagliava tutta, ci accanavano i paranati, ci picchiava pressione. Acqua passata, signoruzza, acqua passata! Ah, quando pare lei cangia una mura a Naucio come se cangiasse un barone quasetto. Che poi io sogno come i palumi mi incendio facilmente! Sta ancora si picchia fuoco. Ah, com'è? È dolce, vampore di sopra e di sotto d'amore! Ma allora, così finisce zita? Professore Mentella! Oh, professore! Concicino! Non capisco! Già, appena l'ha vista! Cinno che non ci viene! Si impressionò e si innamorò di colpo! Un collegiale alla prima esperienza! Meschino! E come è stato fine e convinto, ha fatto seguire la proposta di matrimonio con un mazzo di fiori! Rose e rosse? No, garofani di Spagna! Cacetto, credo che non ci viene e l'ha fa scanciare per rose. Certo, un mazzo buono, mio figlio! E poi mi ha fatto trovare una dedica in versi! Oh, che gentilezza, che finezza, che galanteria! Oh mia cara Carolina, io ti penso la sera e la mattina! E a mezzogiorno no! A menzione mangia, se fa una cosa può fare una bugia cosa! Ah, giusto. Adesso tolgo il disturbo! Devo andare a prepararmi devo farmi bello per il mio ciccino, devo andare dalla parrucchiera! Va bene, vado! Arrivederci ragazzi! L'accompagno! Domani vi racconterò il primo incontro! E chissà, forse il primo bacio! Arrivederci! Pesantazza. Mamma, che intenzioni hai di fare con papà? E va bene, ci chiamiamo specialisti! Finalmente! Ora vai! Filippo, per caso ti devi incontrare con Lucy? Non lo so, ma non credo. Ma non hai il desiderio di vederla? Certo, sto impazzando! Perché non vai a trovarla? Beh, ora che ci penso, forse ci andrò. Bravo, sono contenta. E perché sei contenta? Non è che ci hai chiesto tu. Beh, sono contenta per te. E dimmi, Allino lo vedi? Tutto chi ero tuo giro di parole? Ma ora che ci stai pensando buono, non c'hai che più. Anche tu ti metti contro di me? Ma no, sto pensando che se ci vado e mi incontra il sindaco, quello, per le offese ricevute da papà, mi fa fare le corse. Che c'entri tu con papà? L'albero pacca e il ramo riceve. Meglio che tu scordi Allino. E me lo dici così? E come te l'hai a dire in musica? Papà si farebbe ammazzare piuttosto che chiedere scusa al sindaco. È vero, Filippo, ma cosa posso fare? Sbatte da testa un muro! Ma sei cattivo! Nonnina mia, pensaci tu, Pennia. Tu che mi volesti bene, ma proteggere. Calmati, gioia mia, non ti preoccupare, che Cacetto non nuzza. Nonna, ti prego, io ti prometto una messa un mese, purché tu ci lavi l'occhio, papà. Non ti preoccupare, per tuo padre ci penso io. Ci grapa minuzza invece dell'occhio. Ma che è sul pianto? L'agneramo a casa, ma si può sapere per chi chiancia? Pennente. Pennente non si chiancia. E io chiaccio pure pennente. Chiancia, che tua madre ti accattare. Ma che c'aveva tu solo? Ma niente, un solito chiantone di femmine. Genio figlio di suo padre. Papà, come stai? Come ti senti? Non lo sapere. Perché mi interessa saperlo. Ma quando mai ti è interessato
Dammi salute. È un sogno da figlio. Figlio, degenerato. Addio, assomiglia. Ma assomiglia a un'antichetta, a sura fosse un picciotto a posto. E no, un peppernappa qualunque. Perché seguo la moda. Anche tu quando eri giovane. Vabbè. Tagliamola a gioco. Meglio che stai a parlare. Ancora. Sì, signore. Ma io non stavo parlando più. È ovvio che sta parlando più. E allora perché mi stai dicendo ancora? Ma come? Tu prima mi dicesti tagliamo al gioco e io non parlavo più. Ora mi stai dicendo ancora. Voleva dire ancora a casa. E ne senno. Ossia, pare con componente in questa casa. Tutto pazzo per tutto. Uno piccino per terra. Ma conoscere quando era piccericcio. Visto che fa cose di pazzi. Ma che dici? Parlare con Bassea in presenza di te ci pare una cosa di pazzo. Perché non è pazzo? Perché ci pare che parlo solo. Sì, ma tu perché non ci riesci che ci sogni io qua? A questo mi ci chiono subito un po' male buone. E lo sindaco l'hai d'accordo? Che non esce di mia mano. Eppure a vita a diventare parente. Cucco! Ma quando mai? Per specie che lei sopportare in qualità di sindaco. Ma in quanto a diventare parente, sbaglio c'è. Senti Celestino, sino allora ti hai parlato che buone maniere per fare di convinto, ma tu hai testa più dura di un calabrese e o cori peggio di un macigno. Perciò cancio tono e ti parlo più chiara e più decisa. A me a sto matrimonio mi piace assai, perché il picciotto è bravo, il partito è buono e Mariuccia è innamorata. Perciò metti tuo cuore in pace e falli maritari. Mi dispiace, ma non se ne fa niente. Ah, così la pensi tu? Va bene. Vuoi dire che mi ha supportato in sinaca campi? Ma che bene a dire? Bene a dire che io ricca non me ne vaio. Sarò la tua ombra, la tua nemica. Un quando possiamo affare solo. La fa maritare tua Mariuccia Collino? Con figlio lo sindaco? Mai. E allora sta fresco. Io fresco sono. Stati zitto e fassami parlare. Ti voglio fare una proposta. Tanto per dimostrare te che sogno generosa. Sì, piglia la cartella a moglie, la canuscia sono generosa. Fai silenzio e lasciami parlare. Se tu acconsenti al matrimonio di Mariuccia Collino, io ti prometto che ti procurerò tanti di quegli appalti che ti farò diventare ricco sfondato. Sì, ma dovrò spartere bustarella a destra e a manca. Poi arrivo al pollo di mani pulite, mi metto un bello paio di manette ai polsi e mi porto la carriola. La ringrazio, non mi interessa. Va bene, da allora te ne faccio un'altra che è troppo conveniente e non puoi rifiutare. Quando mori, Lo stai casea? fra 100 anni, mi pareva. ti conserverò un bellissimo posto, un paradiso, all'ata mia. Allora Bassea! Sei contento? No, che tu c'ho un fermo me ne voglio. Manco chista ti piace. Va bene. Allora ti faccio l'ultima e se non l'accetti è peggio pittia. Se tu dai il consenso al matrimonio, io ti prometto che me ne andrò da questa casa per sempre. Ma Mi hai capito che cosa ho detto? Me ne vado da questa casa per sempre e non ci metto più piede. Ma un credo che una volta che si è fatto un matrimonio, vostra ritornare un'altra volta a casa. Io le mie promesse le so mantenere. Ma se ne va? Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Definitivamente. Ah, ora sì che si comincia a ragionare. Filippo, Gertrude, Mariuccia, Donata. Chi c'è una pazzia? Sì, voglio fare l'ultima pazzia, ma stavolta
in piene sense. Papà, come stai? Papà, come ti senti? Celestino, ti chiamo medico? Mi state chiamando papà? Tu che puoi chiamare un medico? Io un po' hanno sogno, quale medico? Sei sicuro, papà? Papà, che? Non mi chiami più genitore o babbo? Ma papà! Accudiamo a chiamare, che mi sta cominciando a piacere. Celestino, che fa? Devo curcare? Ma perché mi curcare? Che hai un sonno? Vieni qua, non ti scantate, vieni qua. Quanti anni hai? 25, lo sai. E allora sei grande e ti ha comportato Leo Morani, Fonno e me figlia. Dunque, deve essere buono, di picciotto serio, riomo, pulito e vai in casa Rosenna. Celestina ancora, per piacere. No, papà, ti prego, io rinuncio a tutto, purché tu non ne combini un'altra. Ma volete stare calme, non succederà niente, potrà succedere solamente una cosa, ma sarà una sorpresa. Dunque Filippo, venite qua. Ascoltami bene. Sono tutto orecchie. Veramente se tutto capite, piccare che manco sapevo. Avanti, papà! Babbo! Babbo! Quanto è simpatico questo mio figlio! Dunque, non eravamo giunti. Sindaco. Appunto, vai proprio in casa Rosina. Dopo lei, chi è il deterifero? Io, Filippo. Filippo chi? Il figlio del cavaliere Celestino Morabito. Dopo, ci sarà antiche confusione. Voce, scrivete, lampadari che scoppano in terra, tavole che rotoleano, seggi che gammoleano, ma tu ti continuare a toppoleare e non ti scantare. Appena opportuno si sarà aperto, e si banderà bianca, ma non parlerete, perché noi, le famiglie, uno mi ha tenuto male, ma insegno di ambasciare. Ma per forza io c'è chi? Perché già ti scantaci prima di partire. No, chi sto mai? Bravo! Come si vede che sei il mio figlio unico mascolino diretto. Dunque, appena io devo avere un'occasione ambasciatore, non ti fanno fare niente, perché l'ambasciatore non porta bene, è sacro, è inviolabile, è giusto. Anzi, ti fanno casa, ti fanno assettare e ti offrono magari operativo. Quando ti ha scolato operativo, bello, ti susere mascolo e ti rivolgi al sindaco e ci dici: egregio signor sindaco, il mio babbo, mi raccomando, sottolinea un babbo, perciò il mio babbo vuole sapere quando potrà onorarsi di venire a casa sua per chiedere scusa del piccolo incidente che è successo e per chiedere la mamma e per chiedere la mamma di suo figliolino per mia figlia Mariuccia. Papà! E che pure tu ti sbagli, babbo voglio essere chiamato, ormai diventavo un babbo in questa casa. Sei un tesoro, babbo! Ti piaceva la sorpresa? Sì. E tu, genitrice semicalda, nientrice. Celestino, sta dicendo per vero? A così a fine morire che diventava pazzo. Ma accusante? Accusante? A nodo, stava cacciando una mosca, lenta mosca, stessa andata mosca, schiaffata mosca, se ne finalmente! A mosca? Ma quale mosca? Ma così Filippo ancora cae. Non può capire, non potete capire, guarda, non potete capire no. Ame pazzia se neo, finalmente, ame pazzia, se neo per sempre!
Sì. Grazie di cuore a voi tutti, perché siete il nostro sostegno. Vedete, teatro amatoriale è fatto da coloro che amano il teatro e lo amano a tal punto da fare innumerevoli sacrifici, sacrificando la famiglia, gli affetti più cari, la poltrona, le zoccole, le tappine, tutto quello che volete, perché ci crediamo, perché si crede in quello che si fa e allora si affronta con gioia il sacrificio per riempire di gioia il pubblico e la vostra presenza ci gratifica. Questa è la nostra ricchezza, questo è il nostro premio, avere la sala piena, perché noi siamo sicuri che un segno ve lo abbiamo dato, l'autentico spettacolo, perché o si piange o si ride in teatro, lo spettacolo deve essere rispettato. E quando si rispetta, il bambino, l'adulto e il grande fa piacere vedere le cose pulite, le cose belle. L'unica cosa che è ancora rimasta. E noi siamo qui per dirvi grazie di quello che ci avete dato. E certamente un ringraziamento in maniera particolare. Questa sera io vi chiedo un applauso per una persona che non è con noi, ma che a casa è stato ricoverato in ospedale e che ha contribuito alla magnificenza di questa scenografia, il nostro Natale Rizzo. Grazie. E certamente chiamo sul palco Silvana Meli. Silvana? Giussi Piacenti? Silvana è il nostro architetto che insieme a me ha realizzato questa idea e tutto lo staff tecnico. Giussi, dove sei? Vieni, la nostra truccatrice. Mancano un bel po' di gente che sono in sala, che insieme a voi certamente hanno gioito. Dove sei, Giussi? Eccola qui. Grazie di cuore per quello che ci avete dato, speriamo di avervi divertito, di avervi fatto trascorrere una sana serata in allegria. Grazie a voi tutti e un ringraziamento soprattutto a coloro che hanno permesso che noi fossimo qui. Al dottore Di Salvo, scusatemi ma l'emozione va per gli affari suoi, e la Scintilla che ha permesso questa manifestazione che si è sostituita a quello che le autorità dovrebbero fare. Ecco, l'iniziativa dei privati, quando una cosa piace, e mi fa piacere che Bagheria, che noi già sentiamo quasi come nostra città, comincia a svegliarsi ad assaporare quello che è il teatro autentico e puro. Grazie a voi tutti, una buona serata. Grazie. Ricordo che in fondo c'è la cassetta.